Padova è stata l'unica città veneta inserita nell'inchiesta dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che sono da anni impegnati nella sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie non trasmissibili e nella ricerca delle cause che le determinano anche attraverso la conduzione di indagini volte a descrivere lo stato di salute della popolazione adulta in Italia. Nel 2023 è stata avviata una nuova indagine che si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili come ipertensione arteriosa, obesità o diabete e la prevalenza di alcune condizioni. L'indagine si svolge in diverse regioni italiane e per il Veneto il comune di Padova è stato prescelto per partecipare a questa nuova indagine, che è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e che viene svolta qui a Padova con la collaborazione dell'azienda ospedaliera. A partire da gennaio 2025 uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti del comune di Padova, riceveranno l'invito a partecipare all'indagine mediante una lettera. Le persone che ne prenderanno parte, il campione sarà di 200, vengono sottoposte gratuitamente ad esami e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha invitato i suoi concittadini selezionati ad aderire all'iniziativa vista l'importanza dell'indagine.